Buongiorno e ben ritrovati con una nuova pillola di Radio Veneto Agricoltura. Presso l'azienda dimostrativa Sasserami di Ceregnano, in provincia di Rovigo, tra le tante attività che lì vengono svolte, va segnalata quella veramente importante del recupero delle varietà frutticole e delle specie avicole a rischio di estinzione. Ed è proprio di questo, delle specie avicole a rischio di estinzione, che parleremo oggi con la collega Maristella Baruchello, che a Sasserami è un po' la regina, devo dire. È lei che ci invia periodicamente dei piccoli video, tra l'altro seguitissimi, e che è possibile rivedere sul nostro canale YouTube. Maristella, allora, quali sono innanzitutto le specie avicole a rischio di estinzione che vengono così, che abbiamo lì a Ceregnano, a Sasserami? Allora, a Ceregnano, presso il centro di conservazione, abbiamo 5 specie e quindi abbiamo il pollo, il tacchino, la faraona, l'anatra e l'occa. In tutto sono 15 razze e quindi se avete un po' di tempo ve le dico anche. Sì, e quindi... sì, ce le dici anche se te le ricordi. Sì, certo. Allora, dell'occa ne abbiamo solo una, è l'occa padovana. Poi abbiamo delle anatre, abbiamo 2 razze, la mignon che è piccolina, bianca, mentre abbiamo la germanata veneta che è un animale più grosso che ha gli stessi colori del germano reale. Poi passiamo alla faraona, abbiamo la camosciata che è una faraona dal manto bianco però presenta ancora le perle come ad esempio la faraona grigia. E poi abbiamo il tacchino abbiamo 2 specie, il comune bronzato che è quello scuro che ha quelle bande un po' più chiare sulla coda, e poi l'ermellinato di Rovigo che è bianco e nero, e poi non dimentichiamo i polli, e qui ne abbiamo a iosa, quindi abbiamo la robusta lionata che il nome ricorda un po' il leone, quindi è sul rosso, la robusta maculata, appunto il nome ha tutte queste macule sul petto e sulla groppa. Poi c'è l'ermellinata di Rovigo, i pepoi che sono le chechine di una volta nostre, che sono gli animali piccoli, e poi abbiamo le 4 razze col ciuffo. E quindi le 2 polverare, bianca e nera, che è un ciuffo dritto e quindi questi animali ci vedono. Poi invece abbiamo la padovana che ha un ciuffo rotondo fatto a ortensia che gli impedisce un po' la vista e camminano un po' goffamente. Ho capito. Senti Maristella, ma allora lo dice anche il nome di queste specie, di queste razze di cui hai fatto l'elenco, quindi sono tutte originarie della nostra regione? Sì. Il nostro compito appunto è quello di conservare queste razze tipiche della nostra regione, è la nostra storia, il nostro patrimonio. Perché proprio, ricordiamolo, a Sasserami c'è un progetto, si sviluppa un progetto Bionet che è proprio finalizzato al recupero sia delle varietà frutticole in particolare, ma anche appunto delle specie avicole e anche altro in altri nostri centri. Sì. Ecco, com'è che avviene tutto questo? C'è un piano? Sì. Allora, dire così che conserviamo non vuol dire che abbiamo solo lì gli animali e ogni giorno gli diamo da mangiare e basta. Questi animali hanno bisogno di essere riprodotti. Il problema quando si ha una razza in pericolo di estinzione è appunto la conservazione e la consanguinità. Quindi, Che è un problema questo. Certo. E quindi com'è che si ovvia questo Perché problema? appunto non avendo animali esterni da poter incrociare per evitare la consanguinità, dobbiamo utilizzare il materiale che abbiamo. Allora cosa facciamo? Facciamo un piano di conservazione attuato con la collaborazione dell'Università di Padova e facciamo degli accoppiamenti programmati. Quindi gli animali, abbiamo un gruppo di 40 femmine che a turno vengono fatte Per ciascuna di queste razze? e a turno vengono fatte accoppiare con un gruppetto di maschi. Quindi da questo accoppiamento si raccolgono le uova, vengono messe in incubatrice, nascono dei pulcini. Questi pulcini verranno identificati con una sigla che noi chiamiamo famiglia, può essere la famiglia 1. Dopodiché prendiamo quei maschi, li togliamo, vengono fatte fecondare con altri maschi e il risultato sarà la famiglia 2. Il prossimo anno, quando andiamo a fare le scelte, sceglieremo gli animali migliori delle varie famiglie. Quindi è vero che gli animali sono tutti parenti fra di loro, ma cercheremo di fare gli accoppiamenti con quelli meno vicini.
Molto interessante. Questo però avviene, lo fa solo Veneto Agricoltura nel Veneto o ci sono anche altre strutture che si occupano di questo? No, lo facciamo in collaborazione, è una rete. È una rete, Bionet, sì, quindi è una rete. E quindi voglio dire, oltre a trovarli a Ceregnano, li troviamo questa realtà anche presso istituti agrari. E quindi c'è l'Istituto di Feltre, l'Istituto di Padova, l'Istituto di Castelfranco e l'Istituto di Montebelluna, che hanno anche loro un centro avicolo con queste razze. E questa è una tutela, perché per qualsiasi evenienza, ad esempio l'influenza aviaria, voglio dire, dovesse succedere un qualcosa in un centro, abbiamo la riserva sempre in un altro centro. Certo. E tutta questa attività a chi serve? Allora, intanto perché è la storia della nostra regione, però diciamo che questi animali, voglio dire, sono l'animale ideale per essere inserito in una fattoria didattica, in un agriturismo, per produrre quegli animali di una volta che si può mangiare ancora con gusto. Certo. Bene, abbiamo finito il nostro tempo a disposizione. Maristella, ti ringrazio. E ricordiamo però a chi volesse approfondire l'argomento che sul sito internet di Veneto Agricoltura, il progetto Bionet, ci sono tantissime altre informazioni riguardanti il tema che abbiamo affrontato oggi. È possibile anche eventualmente contattare Ceregnano, Sasserami? Allora, il numero di telefono è 0425 47 60 19, meglio ancora la mail che è sasserame@venetoagricoltura.org. Benissimo. Vi aspettiamo. Vi aspettiamo. Un arrivederci. Arrivederci.